Siamo, credo, scioccati da quello che è successo, perché è un ragazzo, è un ragazzino nostro, insomma, ecco. E sono ragazzi che hanno fatto la scuola qui a Grantotto da sempre. Non so neanche cosa dire, se non da genitore proprio restare scioccato e amareggiato per quello che è successo. Gli Oubella sono una famiglia amata a Grantorto. Hanno acquistato la loro casa in centro e hanno fatto nascere i loro figli qui, integrandosi con le famiglie locali. Oggi gli insegnanti a scuola avevano in programma di parlare proprio di Aissa. Ieri sera, per esempio, mi ha chiamato il preside dicendo: Mauro, cosa è successo? Gli ho raccontato poi il fatto e anche lui è rimasto scioccato. Questa mattina i professori dovevano fare gli scrutini del ragazzo, che poi andava anche abbastanza bene a scuola, nonostante il problema della scuola di quest'anno. La famiglia marocchina di religione musulmana sta organizzando in queste ore la cerimonia e il trasferimento della salma del ragazzo in Marocco, ma la comunità religiosa locale ha voluto comunque farsi avanti. L'unica cosa che abbiamo già fatto è stato quello di ricordare questo ragazzo nella celebrazione della messa già ieri sera. Ci divide la fede da loro, ma ci unisce un unico Dio, per cui l'abbiamo affidato proprio a Dio e chiedendo che rimanga vicino in questo momento alla famiglia. È una tragedia che ha scosso la comunità, perché il ragazzo frequenta le scuole qui a Grantorto e quindi è amico di ragazzini che frequentano la parrocchia, per cui già le catechiste ieri sera mi hanno chiesto di farmi presente, inviando appunto un messaggio a tutti i ragazzi che lo conoscevano. È partita anche spontaneamente tra i compaesani una raccolta di fondi destinata alla famiglia, con un obiettivo preciso. Noi facciamo sicuramente il possibile per aiutare la famiglia. L'aiuto non deve essere solo, credo, economico, perché quello credo sia l'ultima cosa che adesso si pensa di dare, ma dovrebbe essere proprio un aiuto, un abbraccio, ecco, un abbraccio alla famiglia in tutti i sensi, nel senso psicologico, ma anche nell'aiutarli a continuare dopo questo momento brutto.